Da sempre fonti e sorgenti fluviali hanno rappresentato un luogo sacro, un luogo di culto per le popolazioni del passato. Purtroppo in tempi recenti questi aspetti simbolici sembra che non interessino più e lo sviluppo industriale è arrivato a profanare anche nelle vicinanze questi luoghi così importanti per la nostra storia e per il nostro futuro. Siamo nell'impianto idrovoro di Portesine, in comune di Roncade, e Giuseppe Romano è il presidente del Consorzio di Bonifica Piave. Che cosa significa l'apparato di bonifica per questi territori? In questo territorio, all'incirca 8.000 ettari, senza questo impianto, questa idrovora, sarebbe una palude. Ma il cambiamento territoriale che ha portato a un'urbanizzazione selvaggia, la chiamo io, ha fatto sì che questa idrovora, che funzionava ed era fondamentale in quel periodo, abbiamo dovuto raddoppiarla perché il cambiamento territoriale ha fatto sì che ciò non fosse sufficiente. Basti pensare che in Veneto fino al 2010 circa 5.000 ettari di terreno agricolo veniva trasformato in terreno urbano.